contenuti. Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento lunedì, mercoledì, ci facciamo autopubblicità ovviamente, siamo in diretta sulla pagina Facebook, abbiamo moltissimi messaggi. Ora andiamo con ordine di nuovo. Elisabetta dalla redazione, novità? Ti mostro adesso questa mappa dell'Italia che vede le regioni suddivise in 4 colori e te la spiego. Rappresenta l'incremento settimanale dei casi, quindi per le singole regioni. Le regioni rosse sono quelle che hanno una situazione più critica in cui l'incremento è sopra la media nazionale. Il caso peggiore, diciamo, a livello di numeri è il Piemonte che ha un numero di casi ogni 100.000 abitanti di 634, quando la media nazionale è di 351, quindi l'incremento è stato del 10,6% quando la media nazionale è del 6,28%. Stessa media più o meno anche in Liguria, 10,8%. Invece la situazione del Veneto, il Veneto come vedi è colorato di giallo, che indica che ha un'alta prevalenza di casi, però l'incremento è in riduzione, quindi è sotto alla media nazionale. La media nazionale, che ricordo, è di 6,28% e questa settimana, quindi dal 27 aprile al 4 maggio, l'incremento è stato del 4,52%. Bene, io non capisco, non sono mai riuscito a capire, magari professor Pinati, rilasciamo la cartina, chiedo alla regia, perché questa, se guardo quella cartina, la zona rossa che abbiamo visto, non prende la parte della Toscana, arriva alla Liguria, e poi tutto verde, poi quel pallino rosso che è il Lazio, e non riesco a capire questa macchia leopardo perché invece di avere un'unità, questa malattia per tutti simile, ma invece c'era proprio a macchia di leopardo. Questo secondo me sta a significare il fatto che l'isolamento è stato adeguato, nel senso che dove praticamente c'erano pochi casi si sono consolidati e praticamente non c'è stata un'infezione da regione a regione. Nei casi dove purtroppo, come la Lombardia o come il Piemonte, la percentuale di positivi era molto più elevata, è rimasta lì e quindi non si è trasmesso da regione a regione. Possiamo dire però, dottore, non è bello, dopo vengo, perché per me anche i virologi insomma non è che hanno fatto un po' di confusione nella loro capacità e bravura, insomma un po' all'inizio si capiva, non si capiva, non era obbligatorio la mascherina. All'inizio praticamente... Qui mi ha detto ma non importa, un'influenza passerà rapidamente, parlo luminare, non, e poi è cambiato completamente tutto, ecco magari in quel... Uno bravo doveva dire subito c'è bisogno della mascherina, dell'isolamento. Nel 1300 a Venezia hanno mandato i 2 lazzaretti, le barche da una parte e gli uomini dall'altra, hanno fatto il lazzaretto vecchio e nuovo, e quindi è già lì allora perché non avevano trovato un sistema, quando ovviamente non conoscevano l'epidemia che stava c'erano le maschere a Venezia, c'erano le maschere opportune con il naso lungo, con il becco per mantenere la distanza, quindi siamo... È vero, è vero. Allora, andiamo con i messaggi, ne leggiamo 4. Ma già che sono aperti i negozi per abbigliamento di bimbi, perché non aprire anche quello per adulti? E questa è una bella domanda, molto probabilmente non lo so, non so darvi una risposta. Questa è una delle incognite o delle domande che non riesco a dare una risposta. Perché? Perché molto probabilmente darei qualsiasi risposta banale, quindi non la do, ma non lo so. Se magari la Saberti può essere lui a dare una spiegazione in merito. Io non capisco perché non possono aprire i parrucchieri, basta avere la mascherina, igienizzare gli attrezzi, non ci sono pericoli, siamo sicuri che in una fabbrica ci siano meno rischi, insomma credo che molto probabilmente se l'hanno fatto, presumo che in quel lavoro... Contatto probabilmente c'è un 30 centimetri rispetto sopra, lavare i capelli e via discorrendo, presumo che qualche idea l'abbiano avuto. Non ho capito se le piscine e le palestre riaprono per tutti. C'era un decreto che ha fatto il governatore Zaia, dopo vi leggeremo anche questo con Dennis. Abbiamo l'ultimo. Comunque ci sono troppe persone ora in giro per le strade, capisco per lavoro, ma per il tempo libero meglio evitare. Do ragione, ovviamente abbiamo messo, si riparte, speriamo bene, nella speranza bene anche nel comportamento di tutti noi, di avere un comportamento corretto nei confronti propri e anche degli altri. Ovviamente qui ci vuole il buon senso delle persone per uscirne da questo virus, da questo maledetto virus. Collegato Fabio Bui, Presidente della provincia. Buonasera Presidente, la voce quando arriva a quest'ora. Buonasera a tutti voi. Come sta Presidente lei? Come va? Tutto bene? Bene, bene. Vuole che vediamo il filmato della protezione civile della provincia prima, poi ne parliamo?
Benissimo, benissimo. Vabbè, allora andiamo a vedere il filmato della protezione civile e della provincia, un filmato emozionale, e poi andremo e ritorneremo da voi, vediamolo. Ah, gli italiani, sempre pronti a dare qualcosa in più. Un popolo particolare, certo, fuori dagli schemi. Abituato da sempre a non arrendersi mai. Perché in Italia ci si dà una mano anche senza doversela stringere. Ci si abbraccia forte, anche a distanza. E si sta vicini per affrontare insieme ogni difficoltà. In Italia non si è mai soli, nemmeno quando si sta a casa. In Italia si canta, si balla e soprattutto ci si aiuta. Perché l'Italia è una repubblica fondata su donne e uomini meravigliosi. Ancora scritto lì un ringraziamento ovviamente a Fabio Bui e a tutti coloro che hanno creato questo filmato, che è breve ma significativo, credo, e anche emozionante, perché ovviamente noi italiani siamo un popolo così, è vero Fabio Bui? Lei è uno che proprio ha le caratteristiche per esprimere questo filmato, poi tra l'altro. Guardi, è un segno di ringraziamento verso i tanti volontari della Protezione Civile, le migliaia di volontari della Protezione Civile che anche stasera sono nel magazzino di Brusegana, il magazzino della Protezione Civile, a lavorare. Il nostro magazzino, la provincia di Padova, ha coordinato tutti gli aiuti, tutti gli spostamenti dei materiali per tutta la regione, per le 7 province, più per le unità sanitarie. E sono migliaia i volontari che quotidianamente ci lavorano. Allora abbiamo detto, proviamo anche a ringraziarli tramite questo video che rappresenta loro, ma rappresenta tutte le persone, dal personale sanitario, dagli amministratori comunali, dai sindaci, da qualunque persona che in questo momento non ha fatto mancare i propri. È stata tantissima la solidarietà e sarà tantissima la solidarietà di cui avremo bisogno, perché con questo virus dovremo convivere a lungo. E quindi a tutti loro va il nostro grazie, e con questo video emozionale abbiamo voluto rappresentare questo sentimento. Ecco, prima Bertini, vedevo che guardava Bui, voleva fare delle domande, oppure no, vedevo che lo guardava con un certo interesse, per questo motivo le ho fatto questa domanda. No, beh, col Presidente Bui ho un ottimo rapporto e so quanto lui è vicino alle imprese, e ne abbiamo parlato anche l'altro giorno assieme, dove abbiamo anche detto cosa possiamo fare per essere vicini appunto a imprenditori che stanno soffrendo, quindi ritengo il Presidente della provincia una persona corretta, capace, una persona anche che ha questo tipo di... Che ha un bel cuore, vero? Beh, è una persona particolare. Ha un bel cuore. Sottocorno, lei voleva aggiungere qualcosa su Bui, dunque? No, a parte salutarlo, perché anch'io condivido esattamente le cose che ha detto Patrizio su di lui, ma devo anche dire che qua in realtà nel territorio della nostra provincia, della nostra città, c'è questo insieme di istituzioni, di persone per bene che in qualche modo dialogano, cercano di fare il bene della nostra terra. E poi vedere queste cose qui davvero Voleva dire Bui? Guardi, Padova ha dato un bellissimo segnale, lo sta dando in tanti fronti, un segnale di unità, le istituzioni unite, il mondo del volontariato unito, il mondo della sanità che si unisce per vincere e sconfiggere oggi questo virus, e oggi si deve unire per la ripartenza, una ripartenza sicuramente in sicurezza, ma una ripartenza che deve essere frutto di un lavoro di squadra e anche di una strategia che abbia una prospettiva, certo. Una prospettiva che metta assieme
il mondo del lavoro e che faccia sì che le istituzioni diano le opportunità al mondo del lavoro per ripartire. Dalle opportunità sono due: le opportunità meno burocrazia e più possibilità di investimenti e anche di liquidità verso le imprese. Certo. Se non facciamo questo, se il gioco di squadra non porta a questi risultati, guardate che questo è un paese e anche il nostro territorio sarà un territorio destinato all'oblio. Però in conclusione, e ringraziando Bui, io ho una considerazione da padovano, vivendo nel territorio, credo conoscendolo abbastanza bene, io vi vedo in un periodo al di là di questo coronavirus che soprattutto la parte istituzionale, Presidente della Provincia, Sindaco, Presidente della Camera di Commercio, Presidente di Ascom, insomma tutti i Presidenti, tutti quelli che hanno incarichi che devono produrre in queste città, vi vedo ben uniti con tutte le problematiche che ci sono, inutile nascondere, qualche baruffa che sicuramente ci sarà, però vedo un ambiente unito e quindi da un cittadino normale la mia impressione è che una delle poche volte in tanti anni, perché ormai sono datato anch'io, che vedo una città sotto il profilo istituzionale con tutte, ripeto, le problematiche che ci sono e che ovviamente non accontenteranno tutti, perché sarebbe illogico dire questo, però vedo una città molto unita nel raggiungere l'obiettivo che ha detto lei. Quindi anche a lei complimenti Bui, grazie. Grazie a voi tutti e ai suoi ospiti. Grazie. O sbaglio? Mi sembra davvero di vedere una città con tutte le problematiche, Bertine, Sant'Ocono, è inutile, le vedute sono diverse, sul tavolo di lavoro ci sono vedute completamente, però vedo la volontà per il momento, dico, tutti di lavorare in unità di intenti che non può far altro che bene alla città, insomma. Sì. No, in questo momento io devo dire che effettivamente sul momento, cioè si vede che emerge la volontà di collaborare quando ci sono anche le difficoltà, che uno dà il meglio di sé. In questo momento vedo soprattutto anche la Camera di Commercio che si sta esponendo in maniera importante, con l'aiuto che chiede appunto anche a altre istituzioni, parlo di università, anche parlo di fondazione, non volevo quindi dimenticare. sono tutti quanti, tutti che si siedono attorno a un tavolo assieme alle categorie economiche e si cerca di trovare delle soluzioni che il mondo delle imprese sta chiedendo, quindi per me questo è un momento da tenere in considerazione e forse questa può essere la leva che fa uscire con minor danno anche le imprese. Quando si collabora, quando si trae il meglio di noi stessi e si cerca tutti di spingere Baretta, la barca in porto, forse qualcosa succede. Sono d'accordo e quindi i complimenti vanno a tutti, perché devo dirlo, ripeto, da cittadino normale, non da giornalista, da conduttore di una trasmissione, però da cittadino che vedo, che vive la città conoscendola, credo, discretamente bene sotto quasi tutti i profili, non come voi ma abbastanza bene. Dottor Pilatti, adesso ritorniamo invece allo IOV, perché ho invitato lei questa sera e la ringrazio ovviamente che è venuto a trovarci qui, perché dopo questo coronavirus c'erano moltissime terapie intensive dedicate quasi tutte al coronavirus, ora sono quasi ridotte al lumicino, una sola mi sembra a Padova con 12 degenti e anche dovrebbero cavarsela tutti quanti, però l'ospedale è andato avanti lo stesso, lo IOV è andato avanti lo stesso, la parte purtroppo chirurgica, che lei è un protagonista in tal senso, continua ad andare avanti con innovazione, con un lavoro davvero importante, perché tanti hanno detto io non vado all'ospedale, leggevo proprio l'altro giorno un articolo sul giornale, non sono andato all'ospedale perché aveva paura di prendere il coronavirus, poi è morto di infarto, non so se l'avete letto sui giornali. Invece lo IOV ha sempre continuato, anche se a Padova era uscito un reparto che aveva degli infettati e non pochi anche. Mi racconti un po'. Noi abbiamo continuato a lavorare e in particolare la parte chirurgica, valutando i dati, la mia unità ha effettuato più interventi chirurgici rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Avevo fatto vedere un grafico prima. Lo facciamo vedere, possiamo far vedere il grafico, chiedo Dennis. Confrontando il numero di interventi chirurgici nello stesso periodo 2019-2020. Ecco, qui ce lo vuole spiegare, sì, praticamente sono tutti interventi di oncologia maggiore, particolarmente complesse, durate vanno dalle 6 alle 8 ore. Se noi confrontiamo il 2019, che è la linea arancione, e la linea rossa, sono gli interventi effettuati nel 2020, la barra del 28 febbraio è da quando praticamente c'è stata la restrizione Covid, noi abbiamo effettuato complessivamente un numero maggiore di interventi.
Questo è stato possibile per l'organizzazione da parte della Direzione Generale, Direzione Sanitaria, IOV e Direzione Medica, parlo di Castelfranco e Padova. E tutti hanno lavorato allo stesso modo, anche i reparti di oncologia, quindi radioterapia, oncologia, eccetera. E questo è stato possibile proprio per la coordinazione fra i vari centri. In particolare a Castelfranco noi siamo riusciti a poter effettuare questo numero di interventi perché si è messa a punto una terapia semi-intensiva, cioè praticamente si è sgravati la terapia intensiva di 6 posti letto, e in questo modo praticamente questo ha consentito, avendo 6 posti in più, di poter effettuare questo tipo di interventi. Questa terapia semi-intensiva è stata messa a punto nel giro di 48 ore, appunto con l'aiuto della direzione medica, direzione sanitaria e direzione generale, che praticamente con lo stesso personale infermieristico, infermieri, OSS e gli stessi medici, praticamente chirurghi della mia unità, delle altre unità dello IOV e della gastroenterologia, si è riusciti a fare un gruppo di lavoro che affiancava il lavoro che già facevano. In questo modo, con lo stesso numero di persone, si è riusciti praticamente a mettere su questa unità, e questo ha permesso di poter portare avanti ed effettuare questo tipo di interventi, e che ha determinato un numero in assoluto maggiore rispetto a quelli dell'anno precedente. Sente, la ricerca per quanto riguarda le persone ammalate di questo male terribile che è il tumore, come sta andando? Cioè arriverà un punto che verrà sconfitto totalmente il cancro, il tumore, secondo lei, e se sì, in che tempi, se la ricerca riuscirà a trovarne la matassa giusta? Secondo me la ricerca sta facendo continuamente passi da gigante, perché se noi valutiamo la sopravvivenza media, la guarigione di pazienti affetti da neoplasie, parlo in senso lato, mammella, colon, retto, stomaco, che non è paragonabile i risultati che si ottengono adesso rispetto ai risultati che si ottenevano 4 o 5 anni fa, per non parlare di 10 anni fa. E questo in base alle nuove tecnologie, ai nuovi farmaci, alle nuove procedure, tutto praticamente ha messo insieme in collaborazione. Infatti i casi che praticamente prima venivano studiati da un'equipe chirurgica, oncologica, radioterapica eccetera, vengono tutti discussi collegialmente e viene presa praticamente una linea terapeutica che viene condivisa da tutti gli specialisti, e questo consente praticamente di ottenere i migliori risultati in termini di guarigione e di sopravvivenza. Senti, per quanto riguarda la ricerca è anche cambiato, adesso usciamo un po' da il modo proprio per la tecnologia, per la modernità degli studi e delle ricerche, il modo anche di intervenire chirurgicamente. Una volta si tagliava via, una croce via quando veniva tagliata. Oggi ovviamente si opera con la tecnologia del laser. Ecco, questo vuol dire ovviamente non entrare nel corpo umano, ma come risultato è migliore di quello vecchio secondo lei, oppure quello tradizionale è ancora quello che ha ancora più successo? È una domanda da ignorante ovviamente. No, secondo me le nuove tecnologie consentono di essere più fini nella terapia, nel trattamento. Mi riferisco alla laparoscopia, alla chirurgia robotica, cioè si ottengono risultati migliori in assoluto rispetto alla chirurgia tradizionale. È chiaro che la chirurgia tradizionale ha un ruolo ben preciso, cioè dove praticamente non è indicata la chirurgia mini-invasiva, in particolari casi, la chirurgia tradizionale ti consente di ottenere ancora risultati. Senta, le faccio una curiosità, una domanda, perché mi sorge ovviamente la tua domanda. Allora, lei è un chirurgo di fama, un chirurgo molto importante, lei operava in una certa maniera, cambia la tecnica, usa il laser. Domanda, ma sono tutti i chirurghi abituati a questo cambiamento, o nel cambiamento possono commettere anche degli errori nell'intervenire nella persona? Perché, esempio, se io ero bravo a tagliare, era un fenomeno a tagliare la persona, ero abituato a quel sistema, poi mi dicono usa la parte ovviamente robotistica, la parte ingegneria. Se faccio un errore è un bel casino, mi scusi la parola, Allora, o no? Allora, il problema è questo: ci sono dei chirurghi che appartengono alla generazione precedente alla mia, dove praticamente hanno imparato a lavorare ad addome aperto o a torace aperto, e questa è la loro tecnica, e praticamente hanno continuato la loro carriera e l'hanno ultimata in questo modo.
La mia generazione è la generazione di mezzo, nel senso che ha cominciato in questo modo e progressivamente è andato cambiando. Cioè, secondo me la nostra attività è un'attività che prevede un continuo aggiornamento sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista di studio, cioè non si può essere statici, non si può essere fermi, quindi il continuo aggiornamento sia per quanto riguarda lo studio sia per quanto riguarda le tecniche ti consente di crescere progressivamente. E questo no, praticamente... certo, ma risposto. L'ultima considerazione per Bruxelles la faccio, ma lei non è la persona più adatta per rispondere, però gliela faccio ugualmente. Allora, succedeva che ovviamente la sanità, dove il bilancio incide in maniera più importante in tutte le regioni, anche in tutta Italia, il bilancio che è più pesante di tutti, a un certo punto da Roma chi ha deciso, beh, tagliamo l'ospedale, tagliamo i medici, tagliamo gli infermieri, tagliamo tutti e via. No. Oggi si sono resi conto che la sanità non va tagliata, mi auguro, spero e credo che sia così, che oggi la sanità è un bene primario di tutti i cittadini, compreso di chi decide da Roma di tagliarla e chi decide di non tagliarla. O è un errore? No, secondo me in questo dramma si è capito bene quanto importante sia la sanità da un lato e dall'altro un'altra cosa che ne è venuto fuori che noi come regione ne siamo venuti fuori molto bene, cioè, abbiamo dimostrato che nel Veneto l'organizzazione della sanità è ad ottimi livelli, perché basta vedere i risultati che noi abbiamo ottenuto in termini di contagio, in termini di mortalità rispetto magari ad altre regioni. Questo praticamente da un lato ha evidenziato che se bisogna stare molto attenti a tenere in primissima considerazione la sanità in senso lato, dall'altro noi come regione ne siamo usciti bene, secondo me. Certo, abbiamo una bella sanità a Padova, ce la volevano un po' togliere, un po' portarla a Castelfranco, un po' di qua, un po' di là, però l'Università di Padova ha inventato un po', per merito che dice che ha dato l'ok, però ha inventato quella prova di tamponi a VO che è diventata una prova e un test mondiale. I medici a Padova insomma, salvano moltissimo in terapia intensiva, mica male, è vero dottor? Beh, noi abbiamo avuto una mortalità che è paragonabile, mi pare addirittura un peletto sotto rispetto alla mortalità della Germania. Quindi praticamente questo sta a significare che con un'organizzazione territoriale molto valida e con un'organizzazione a livello della sanità, struttura ospedaliera, eccetera, si sono ottenuti risultati molto interessanti. Ah beh, questo siamo d'accordo. Questo è innegabile, no? Abbiamo visto anche insomma, i nostri luminari, in questo caso col coronavirus, erano sempre quelli più interpellati, dal professor Grisanti, il professor Pallù, tutti insomma personaggi, dottoressa Viola, che sono usciti dalla nostra università, quindi vuol dire che l'Università di Padova è ancora qualcosa che funziona. Però un pochettino era stata, invece adesso c'è un ritorno, sono stata un po' maltrattata, vuoi dire? Per l'azienda ospedaliera, anzi io dico sempre che i calciatori prendono una valanga di soldi, qualche soldo in più i medici, l'azienda ospedaliera secondo me ha dimostrato proprio per questa bassissima percentuale che ha avuto per quanto riguarda i contagi, i ricoveri, la mortalità, ha dimostrato il lavoro eccellente che è riuscita a fare. Questo è innegabile, questo a partire dal direttore generale, al direttore sanitario, eccetera. Siamo tutti d'accordo, assieme all'università, siamo tutti d'accordo, credo che qui proprio dubbi e professor Pilati non ne abbiamo nessuno all'interno né di questa trasmissione né di tutti quelli che ho sentito. Noi andiamo a pubblicità, rimanete con noi tra poco.